Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornati anche i nostri ospiti. Adesso ve li presenterò subito, vedrete che bel parterre abbiamo qui in studio per affrontare un tema che è molto spinoso, sta a cuore a tantissime persone, va spiegato bene, va affrontato e non lasciato da parte. Quindi noi, Work in Progress, cerchiamo di entrare sempre più nel merito specifico per spiegarvi anche alcune dinamiche che, lette sulle prime pagine dei giornali, a molti, abbiamo capito come ci avete scritto, non sono tanto comprensibili. E allora, oltre ad affrontare il tema che ormai è trito e ritrito delle banche del territorio, cosa si sta facendo, che provvedimenti, che prospettive ci possono essere, questo sappiamo che purtroppo è un tema di grande apprensione che comunque interessa a tutti. Vedremo anche di capire bene le mosse di Mario Draghi e quindi la BCE che cosa sta facendo, iniettando energia, liquidità per far sì che poi, anche con tassi zero praticamente, per far sì che poi le banche dovrebbero in qualche modo muovere l'economia finanziando tanto le imprese quanto le famiglie. Ma accadrà veramente questo? Ci sono delle prospettive? All'inizio, quando è uscita questa notizia, giovedì, abbiamo visto che le borse hanno dato degli entusiasmi, dei moti di vitalità, poi il tutto si è rallentato perché le stime di crescita in realtà non sono altrettanto buone. Allora cerchiamo di capirci bene e vedere anche in prospettiva, perché poi realisticamente parlando parliamo di imprese del territorio che hanno grosse difficoltà e di famiglie. E tra l'altro la crescita nel nostro paese sembrava, dagli ultimi dati del 2015, che si stesse riprendendo, adesso abbiamo un brusco rallentamento che non fa sorridere. Ma è veramente questo il problema? E poi, intanto le imprese però devono anche continuare a pagare le tasse, hanno anche dei problemi importanti, ci avviciniamo anche a dei periodi abbastanza torbidi e quindi ce n'è di che parlare. Vi presento i nostri ospiti: Nicolò Rocco, consigliere comunale del PD a Treviso, grazie di essere qui con noi. Federica Pietrogrande, ben ritornata, Presidente del Consiglio Comunale di Padova, Lega Nord. Buonasera. Maurizio Conte, che è consigliere regionale di Fare e anche Presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche in Regione Veneto. Buonasera. Grazie anche a lei. Aladino Lorin, Presidente SOS Economia Italia. Buonasera, grazie per l'invito. Nicola Ramundo, Presidente Osservatorio Cittadino Contribuente. Buonasera, grazie anche a lei. Riccardo Bortolami, dottore commercialista. Buonasera. Eugenio Benetazzo, operatore di borsa e scrittore, ben ritornato anche a lei.